Non era la prima volta che picchiava e maltrattava gli anziani genitori. È finito in manette un cinquantenne del Trevigiano bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente derivante dall'assunzione di bevande alcoliche nel corso dell'ennesima lite, ha iniziato a maltrattare i genitori di 80 anni. Prima ha strappato con forza il telefono dalle mani della mamma che voleva chiedere aiuto al 112, poi l'ha percossa al volto, così come ha fatto anche con il padre intervenuto in aiuto della moglie. Ai coniugi sono state riscontrate fortunatamente lievi lesioni. Il cinquantenne, reso in condizioni di non nuocere dai militari dell'Arma tempestivamente giunti in abitazione, è stato condotto in carcere a Treviso. L'arresto è stato già convalidato e per l'indagato è stato disposto dal giudice l'obbligo periodico di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto di avvicinamento ai genitori. Ed ancora un caso da codice rosso finito in tribunale. Un ventenne della Castellana è comparso davanti al GIP di Treviso per l'interrogatorio di garanzia. A denunciarlo per stalking è stata la fidanzata diciassettenne, esasperata per i modi bruschi e violenti del ragazzo, tanto da rivolgersi ai carabinieri e presentare denuncia. Al giovane è stata imposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'uso del braccialetto elettronico. I due vivevano a casa della madre di lei e nell'ultimo periodo sarebbero stati protagonisti di svariati litigi anche violenti.